Allora, il mio blogger di fiducia, Stefano Zanetta, mi scrive: il senatore Stiffoni condivide queste dichiarazioni dell'onorevole Paniz, PDL, pronunciate nel corso del congresso di Belluno del suo partito? Nessuno vince da solo, se Lega pensa di vincere da sola sbaglia, se il PDL pensa di vincere da solo sbaglia. Ricordo che in provincia di Treviso i nostri telegiornali hanno fatto ascoltare Chies, neo eletto coordinatore provinciale del PDL in provincia di Treviso, lo dico perché lei è trevigiano, parlando fra l'altro di una città importante come Conegliano, dove questo neocoordinatore esprime l'auspicio di una ricomposizione dell'alleanza Lega-PDL. Sì, ma ci devono essere delle basi solide e devono rispecchiare quello che è lo spirito anche a livello, diciamo, nazionale della PDL. Loro insistono pervicacemente nel voler sostenere Monti. Già ha sbagliato una volta Berlusconi nel settembre del 2010, quando non ha voluto ascoltare il nostro capo, quando gli ha chiesto dopo lo strappo di Fini di andare subito alle elezioni e di pulire una volta per tutte per terra. Non l'ha voluto, siamo andati avanti, va benissimo tutto, però adesso non possono pretendere questi signori di fare quello che vogliono, di appoggiare in maniera così da infatuati, da gente evidentemente sotto l'influsso di una sindrome di Stoccolma, perché se mi permette, dopo tutto quello che sta facendo Monti, ancora andarlo ad appoggiare, e dopo le parole e la supponenza, quando Paniz appunto dice nessuno vince da solo, se la Lega pensa di vincere da sola sbaglia, come il PDL, posso rispondere che io mi ricordo, e tutti si ricordano, quello che è successo nel 96, quando la Lega ha corso da sola alle politiche, tutti quanti ci davano per morti, allora abbiamo fatto piazza pulita di tutti gli altri. E qua in provincia di Treviso abbiamo preso tutti quanti i deputati e i senatori sulla candidati, pertanto non mi preoccupo. Con dei nostri buoni candidati, e noi ne abbiamo tanti di buoni, io penso che faremo un'ottima figura anche da soli alle amministrative. Se dopo non ce la faremo a prendere i comuni, ce ne faremo una ragione, non moriamo per questo. L'importante è anche a un certo punto contarsi, vedere quali sono le nostre forze effettive.